Non siamo fantasmi. Sulle note di Ghostbusters e mascherati con lenzuola è andato in scena il flash mob dei precari della scuola davanti l'ufficio scolastico regionale ad Ancona per chiedere la stabilizzazione di docenti e personale ATA. Il sit-in è stato promosso in tutta Italia dai sindacati della scuola. Abbiamo più di 2500 personale della scuola, appunto tra docenti e ATA, che lavorano a scuola e che non sono stabili, quindi noi siamo qua per chiedere la stabilizzazione. Oltretutto quest'anno avremo circa 1300 pensionamenti tra docenti e ATA, che sono sia i pensionamenti per la Fornero, sia i pensionamenti che derivano da quota 100, che sono 577, e noi chiediamo che su questi posti vengano stabilizzati i precari. In questi anni, nonostante numerose leggi di reclutamento, i posti precari aumentano di anno in anno. Nella nostra regione il 59% del personale di sostegno, dei docenti di sostegno, è precario. Noi siamo sottodimensionati rispetto all'organico di diritto oramai da tanti anni, oltretutto gravati da una condizione che è quella del terremoto. La scuola in sé ha necessità dei precari, perché se in Italia ci sono 150.000 persone che tutti gli anni hanno dei contratti temporanei, vuol dire che siamo in una situazione di emergenza. Lei vive il suo futuro in modo incerto da anni? Decisamente incerto, nonostante questo ho avuto il coraggio di costruirmi una famiglia, perché credo che a 34 anni si debba pensare anche a questo. E io, ripeto, sono 7 anni che insegno, ho voluto costruirmi una famiglia e vorrei che lo Stato tutelasse la mia docenza, i miei anni di insegnamento e la mia famiglia e le nostre famiglie, le famiglie dei precari di terza fascia. Come vive questa situazione che appunto 6 anni di precariato? Abbastanza pesante, inizia che ormai quando si avvicina a settembre c'è il toto scommesse, dove andiamo, dove non andiamo, quante ore faremo, poi si inizia a lavorare, grossa fatica per conoscere i ragazzi, ambientarsi nella scuola e appena il lavoro inizia ad ingranare è ora di smettere. Le rappresentanti sindacali hanno poi consegnato il documento con le richieste al direttore dell'ufficio scolastico regionale.